Anche quest'anno è il momento di TN Trading Places. Nasce con l'idea di sviluppare la tematica dell'educazione finanziaria in stretta connessione con le istituzioni e con l'associazionismo presente sul territorio. E viene realizzato dall'Università di Udine, i corsi di laurea e di laurea magistrale in banca e finanza del Comune di Pordenone, in collaborazione con diverse realtà associative del Nord-Est. Lo scopo è quello di coinvolgere nell'iniziativa la maggior parte dei soggetti, anche al fine di raggiungere la più ampia e diversificata partecipazione della popolazione. La città universitaria si prepara ad essere sempre più universitaria, sempre di più per i ragazzi, e in questo caso con un progetto che è fortemente legato all'offerta formativa dell'università a Pordenone, mi riferisco a banca e finanza, ma non solo, e a tutti questi percorsi di legalità, di educazione alla finanza nei confronti dei nostri studenti, non solamente all'interno della cornice più ampia della cittadinanza e della Costituzione, ma anche all'interno di percorsi formativi ad hoc che riguardano le scuole di ogni ordine e grado. Solo nell'edizione del 2024 i partecipanti alle diverse iniziative di formazione e di divulgazione sugli elementi di base della finanza sono stati oltre 2000. Dal punto di vista del legame con il territorio, il festival è stato in grado, nelle diverse edizioni, di attrarre un numero sempre maggiore di attori chiave, ricevendo peraltro anche l'encomio ufficiale da parte della professoressa Anna Maria Lusardi dell'Università di Stanford, che è un'autorità mondiale nell'ambito della ricerca scientifica sull'educazione finanziaria ed è stata direttrice del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria. Buon percorso di Trading Places a tutti!